Un appello di Mare Amico, delegazione di Agrigento, diretta dal dottor Claudio Lombardo. Attenzione a un grave problema che purtroppo è presente nel nostro litorale. Questa volta da diverse settimane sulla spiaggia di Cannatello e su quella di Lido Rossello ci sono due barche abbandonate che sono servite a trasportare i migranti in Italia. Mare Amico ha chiesto all'ufficio delle dogane e alla capitaneria di Porto Empedocle di prelevarle e rottamarle, visto che è arrivata l'estate e che questi due barchini rappresentano un vero pericolo per i bagnanti che vogliono farsi il bagno. Sì, siamo alle solite. Durante l'inverno, in primavera, ma anche durante l'estate arrivano queste barche di migranti dalla Tunisia e poi l'autorità giudiziaria pone sotto sequestro la barca, il barchino e resta lì per mesi e mesi. Ora ne abbiamo due, arrivate nelle scorse settimane, uno a Cannatello, ma soprattutto uno in un posto bellissimo come il Lido Rossello, proprio al centro della spiaggia dove fino a ieri i bagnanti arrivavano, ma è una cosa brutta da vedere, ma anche pericolosa per la balneazione. Sono delle barche arrugginite e in questo momento molti le utilizzano pure come deposito di rifiuti. Vanno levati senza se e senza ma. Abbiamo scritto per questo motivo sia alla gente del demanio e di Porto Empedocle, che è proprietaria di questi mezzi, l'azienda delle dogane, sia alla Capitaneria di Porto, per cercare di eliminarle il prima possibile.